Giornate del FAI, oggi sabato e domani il Giardino della Colimpetra tra i luoghi da visitare, ma è anche un momento importante in cui segna la ripartenza dell'attività turistica. Sotto questo punto di vista quanto è importante ripartire lo chiediamo a Giuseppe Lopilato, responsabile della Colimpetra ad Agrigento. Bene, abbiamo passato dei momenti terribili, diciamoci la verità. L'isolamento è stata una cosa a cui non siamo assolutamente abituati. Poi specialmente noi siciliani, che siamo noti in tutto il mondo per la nostra capacità di relazionarci con grande affetto gli uni con gli altri. Allora, abbiamo bisogno di recuperare la nostra libertà, le nostre abitudini e i nostri sentimenti. Qui, in queste 2 giornate, noi offriamo uno spazio libero, sicuro, all'aria aperta, il Giardino della Colimpetra, che tra l'altro, se mi permettete, è un posto bellissimo, come tutti quanti sappiamo. Ecco, venite qui. Venite a ritrovare il vostro rapporto con la natura, venite a ritrovare gli affetti con i vostri amici, con le vostre famiglie, girate per il giardino, abbiamo le nostre guide che vi parleranno degli alberi, è una cosa che abbiamo fatto tante volte ma adesso in maniera molto più approfondita, quindi le visite guidate, la possibilità di fare un picnic, vi portate voi le cose da casa, noi ci mettiamo un tavolo che potete prenotare e all'ombra dei nostri alberi stare in compagnia, in allegria e godere un attimo di felicità. Allora, vogliamo ricominciare, è una situazione difficile per il turismo, però vogliamo sperare, questo è il messaggio più importante di queste 2 giornate, noi ci siamo, abbiamo ricominciato, è un modo di dire a tutti i turisti che sono interessati ad Agrigento, a partire dai siciliani, gli italiani e speriamo anche gli stranieri, che noi abbiamo riaperto, siamo di nuovo qui, vi offriamo di nuovo la bellezza, la storia, la cultura della nostra terra, venite tutti quanti, intanto oggi e domani al Giardino della Colimpetra e poi tutti i giorni alla Valle dei Templi ad Agrigento. Qua il giardino è un giardino spettacolare, un giardino di agrumi che era conosciuto come un'antica piscina che raccoglieva le acque dell'antica città di Akragas. Io sono un agronomo e sto facendo un tirocinio all'interno del giardino, diciamo che mi ha permesso di acquisire un'esperienza unica, in un posto unico, da qua si vede la veduta dei Dioscuri, diciamo che lavorare qui è soltanto un piacere. Vederlo oggi nelle giornate FAI è un'occasione, diciamo, da vivere assolutamente. Stai accompagnando dei turisti, ecco, cosa racconti loro? Racconto quello che ho studiato, racconto gli agrumi, racconto quello che è il giardino del bello e dell'utile, perché gli agrumi costituiscono dei giardini utili e belli sia per la loro fioritura che la loro fruttificazione. Quindi oltre agli agrumi abbiamo gli ulivi secolari, il mandorlo, l'Amygdalus communis, il mirto secolare, abbiamo anche carrubo, fico d'India, quindi c'è tanto da raccontare e da far vedere. Sì, vengo da Messina, molto bello, consigliatissimo. Cosa ti è piaciuto, cosa ti ha colpito? Perché lo consiglieresti? Bello, una varietà. Noi veniamo da Messina. Raccontaci, ti è piaciuta questa oggi la giornata del veramente molto, siamo rimasti molto sorpresi perché non ce l'aspettavamo di vedere tutto questo insieme di alberi, tutto molto diverso, veramente bello. Quindi lo consiglieresti? Assolutamente sì. Io sono Clara, Sì. faccio parte del Giardino della Colimpetra, collaboro con loro da diversi anni e stiamo preparando per le giornate del FAI, anche nella serata di sabato e domenica, una pericena. Quindi dalle 7 alle 23 c'è la possibilità di entrare al giardino e di fare la pericena. Cosa offrite? Le bibite sono diverse, dalla birra al vino ai cocktail e il piattino da degustazione sono vari prodotti tipici. Ecco, come sta andando? Oggi il giardino aperto, abbiamo visto già i primi turisti nonostante il caldo, ecco perché venire qui? Quanto è importante questa iniziativa? È importante per la ripartenza dell'intero paese, Bene. È importante per la Colimpetra, è importante per il FAI perché è un bene prezioso ed è un angolo di paradiso, non ve lo perdete. Qualcosa in particolare per cui venire qui a visitare il FAI? Qualcosa ecco, in più? Oltre agli agrumi fantastici c'è anche tanta storia, archeologia, è un clima, è una magia all'interno del giardino che non sono spiegabili a parole, bisogna venire a visitarlo.